Sta per completarsi la prima settimana di lavoro del nuovo Acregas, targato Salvatore Laporta, preparazione che si sta svolgendo allo Stadio Esseneto sotto un sole cocente, malgrado il campionato è in programma a partire dal prossimo mese di settembre. L'umore della rosa e biancazzurra è abbastanza alto e i calciatori si stanno impegnando per raggiungere prima possibile la forma migliore. Per tenere in palla l'intero gruppo, il tecnico Sebi Catania ha programmato insieme allo staff tecnico e dirigenziale una serie di amichevoli. Si inizierà domani pomeriggio, domenica, allo stadio Esseneto e sarà lavoro congiunto con il Vittoria di mister Giovanni Campanella, che militerà nel torneo di eccellenza Girone B. Una formazione ben assortita per disputare un campionato d'avanguardia. Il galoppo avrà inizio a partire dalle ore 17. Martedì 12 agosto, altra impegnativa sgambatura, questa volta con la San Cataldese, del riconfermato Orazio Pidatella, che si svolgerà questa volta allo stadio Valentino Mazzola, inizio alle ore 18. Ricordiamo che il Club Amaranto milita nel torneo di Serie D Girone I. Mercoledì 20 agosto si ritorna invece allo stadio Seneto e alle 17 ci sarà lavoro congiunto con i cugini dell'unità Sisciacca del nuovo tecnico Iacono, che milita in eccellenza Girone A. Nei giorni scorsi la compagine saccense ha affrontato il Casteltermine imponendosi con il risultato di 5-0. Infine, domenica 24 agosto, allo stadio Marco Tomaselli di Caltanissetta, sgambatura con la forte ed attrezzata Nissa degli ex biancazzurri, il DC Giovanni Castronovo, il DS Ernesto Russello e il nuovo tecnico Lello di Napoli. Una sorta di amarcord in attesa di tempi migliori, gara che con molta probabilità verrà disputata in notturna.